Alcolizzato e malato di gioco, picchia selvaggiamente l'anziana mamma perché vuole i soldi per bere e per giocare al videopoker, botte così pesanti da mandarla in ospedale per la seconda volta. E qui con i sanitari che l'ottantenne in lacrime racconterà che ridurla in quel modo è stato il figlio, il più piccolo, dirà, quello disoccupato di 36 anni, così ai carabinieri. Era stata picchiata, in un'occasione era stata anche ricoverata in ospedale e a seguito di quel ricovero la donna si era decisa a presentare denuncia presso la stazione dei carabinieri. Credo che abbia influito più che altro appunto l'abuso dell'alcol da parte del giovane e probabilmente anche la sua ludopatia. Tanta violenza a Casale sul Sile il 1 giugno, giorno dal quale la mamma è stata data in affido al figlio maggiore. Nell'attesa che fosse emesso il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare da parte del giudice, la donna si è rifugiata dal fratello dell'indagato. Il figlio violento è stato arrestato dai carabinieri in attesa di essere trasferito in carcere al Santa Bona. Perché deve rispondere del reato di maltrattamento in famiglia. Il ragazzo era già stato destinatario di un allontanamento dalla casa familiare e un divieto di avvicinamento alla persona offesa.